Beh, è una grande soddisfazione, è veramente un'opportunità straordinaria, cioè ci dà la possibilità di poter venire con calma a godere di questa atmosfera straordinaria, il poter camminare nel parco con calma, il poter usufruire, fare anche delle attività. Io penso a anche delle letture, degli spettacoli, delle letture per bambini in questo parco straordinario, sarà una cosa bellissima. In più prevediamo anche dei percorsi di formazione in quel che riguarda la parte dell'orto, delle piante officinali, la cedraia che andiamo a restaurare, sarà una cosa bellissima. Tutto il percorso delle acque, come andiamo a ricercare la sorgente del Palladio e a recuperare quest'acqua che abbiamo visto proprio in questi giorni è una risorsa veramente importante, e applicare le tecnologie moderne a tutto quello che era il discorso già previsto dal Palladio sarà veramente un'opportunità straordinaria. La sfida più importante è che questo finanziamento poi non sia una fase terminale, ma consenta uno sviluppo, un ulteriore, diciamo così, reperimento di risorse, ma soprattutto dei significati che valgono per il futuro. Quindi io credo molto in questo. Sì, l'acqua, se leggiamo i 4 libri di Andrea Palladio, quando descrive la villa, metà dello scritto, che è anche all'inizio dei tabelloni che sono esposti, parla dell'acqua, quindi dello sfruttamento di questa risorsa. Intanto la difesa dall'acqua, che è un tema assolutamente attuale, e poi la razionale utilizzo di questa risorsa, che va bene sia per le cose ordinarie di casa, ma anche per poi rendere produttivo il brolo. Quindi c'è questo sfruttamento ottimale dalla protezione alla risorsa, e questa è la cosa più importante. Innanzitutto devo dire che tutta la comunità ha espresso grande soddisfazione. Essere stati scelti tra una miriade di progetti all'interno di questo bando PNRR è davvero una soddisfazione davvero grande. Questo vuol dire la rinascita anche della villa. La villa nei suoi secoli ha avuto dei momenti di splendore e anche di meno splendore, e grazie a certi personaggi, tipo ricordiamo i costruttori Barbaro che l'hanno costruita nel 1850, Sante Giacomelli che l'ha recuperata, che si era quasi distrutta, e poi ricordiamo Volpi nel 1934, e ora ricorderemo il dottor Vittorio Dall'Eore con questa grande opera di conservazione di tutto il giardino storico della villa, e diventerà Maser, come hanno detto durante la conferenza, anche un centro di studio dal punto di vista architettonico e agronomico.